in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. La cantina e vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata, in questo caso autunnale, perché dobbiamo presentare due cose importanti. Un bando che riguarda l'assessorato al lavoro, un altro che riguarda invece le politiche legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riguarda il settore agricolo per migliorare le nostre capacità energetiche. Partiamo con Alessandra Zedda. Alessandra, è un periodo importante, si viene da un'estate con 1 milione di visitatori in soli 20 giorni, dal 1° al 20 di agosto, fra qualche giorno avremo i dati assoluti. C'è stato un problema di recuperare personale per operare nel settore turistico. Ebbene sì, è stato il leitmotiv di questa stagione turistica, l'assenza di personale, ovvero quel gap che tra domanda e offerta continua ad essere veramente ampio, ed è per questo che finalmente siamo riusciti a recepire tutte le richieste che ci vengono fatte dalle aziende, non solo del settore turistico, o meglio non solo del settore alberghiero, dell'hospitality, ma di tutti i servizi turistici e soprattutto dell'enogastronomia, settore fortemente abbinato a quello turistico, ma anche altri due settori particolari, quello dell'innovazione, della tecnologia, nuova tecnologia energetica, che però è legato a figure professionali come i carpentieri, i saldatori, i manutentori, i meccatronici, un settore in espansione, e poi abbiniamo anche i trasporti e la mobilità, settori ovviamente dove scarseggiano le professionalità. Tutto questo l'abbiamo voluto inserire all'interno delle Academy. Cosa sono le Academy? Intanto uniche in Italia per adesso, sono il binomio importante che valorizza l'azienda che ha un brand, che è una grande impresa, una media impresa, che ha ovviamente un fatturato importante, ma soprattutto eccellenza, competitività, quindi qualificazione di competenze, certificazioni per le professionalità dei settori strategici della nostra economia, quelli che ho appena nominato, e che sono abbinate alle agenzie formative, cioè per la prima volta l'azienda e l'agenzia formativa mettono insieme la formazione continua, che è la formazione che riguarda i lavoratori all'interno delle aziende, ma anche i disoccupati. Quindi è un binomio disoccupato-lavoratore che si impegna per qualificare le competenze. Il tutto è finalizzato ovviamente a ridurre sempre di più quel gap tra domanda e offerta di lavoro, ma soprattutto vogliamo insistere sulla occupazione degli under 35 e delle donne, con uno sguardo particolare ai NEET, che sono quei giovani che non studiano e non lavorano, ed ecco perché il target di riferimento per la misura delle Academy, questo primo investimento di 1,5 milioni, è destinato proprio agli under 35 e alle donne. È già pronto il rifinanziamento delle Academy, nel mese di settembre andremo a deliberare altri 5 milioni di euro, quindi invitiamo tutte le aziende medie e grandi, ma anche le piccole unite, possono partecipare al bando. Lo ricordo ancora una volta, non sarà un click day, ci sarà un ordine di partecipazione, ma tra i fondi del PNRR, che si chiama GOL per noi, e i fondi regionali, davvero
ovvero avremo l'affermazione delle Academy che noi abbiamo ritenuto possano essere lo strumento davvero che va ad aggredire il problema delle professionalità, delle competenze, ma soprattutto ci auguriamo che sia utilizzato dalle imprese per l'occupazione. E visto che abbiamo parlato di enogastronomia, vediamo i tempi di cottura di questo bando. Sì, è stato pubblicato il 23 di agosto e le domande potranno essere presentate a partire dal 15 di settembre fino a fine settembre, quindi fino al 30 settembre, e poi uscirà ovviamente il secondo bando. Nel corso del mese di agosto c'è stato spazio anche per la promozione dell'ERSO insieme all'ASPAL e al vostro assessorato dei tirocini formativi. Di cosa parliamo? Sì, in questa fase sono i tirocini quelli riconosciuti da Garanzia Giovani, che è lo strumento nazionale e che in questa prima battuta riguarda i fragili, così vengono definiti, ma mi date l'occasione di fare una chiosa sui tirocini, sono fondamentali, sono davvero un supporto importante per la conoscenza del mercato del lavoro, ma consentono davvero di fidelizzare il rapporto tra il lavoratore e l'azienda. Il lavoratore tirocinante ovviamente fa un periodo che non può essere ritenuto lavorativo, ma viene ritenuto di pratica e soprattutto mi piace definirlo di conoscenza da un lato del lavoratore e dell'azienda e dall'altra appunto dell'azienda che ha modo di capire attraverso un tirocinio se il lavoratore, il tirocinante ha la capacità, ecco, di poter essere inserito in quel mercato specifico del lavoro che ovviamente riguarda la tipologia dell'azienda che fa fare il tirocinio. Che mese di autunno dobbiamo aspettarci? Questa è una domanda che faccio a Alessandra Zedda in qualità di vicepresidente dell'esecutivo regionale. L'aumento del costo dell'energia ha messo in ginocchio tante imprese. Sì, che abbinato al costo del lavoro già alto è una iattura, possiamo dirlo, però io vorrei invitare tutti ad accendere una luce di speranza, perché quando si lavora con attenzione e gli imprenditori sardi l'hanno dimostrato in questi anni di pandemia, nel post pandemia tutti si aspettavano una debacle assoluta e invece il settore turistico, ma non solo, hanno dato dimostrazione di come la Sardegna è riuscita ad essere veramente concreta, affrontare il mondo reale del mercato del lavoro, dell'occupazione, ma io dico anche del mercato produttivo. Ecco perché l'invito è quello di ragionare, ecco, di mettere su dei programmi importanti, delle azioni aziendali. La Regione c'è stata nel momento della pandemia, c'è stata nel post pandemia, certo i nostri tempi, lo dico sempre, sono quelli per cui chiediamo venia, perché non sono quelli delle aziende, però sicuramente arriviamo e credo che i fatti possano, ecco, dimostrare. Colgo l'occasione anche per dire che in questi giorni di agosto nessuno se l'aspettava, abbiamo pagato 2.000 lavoratori autonomi del fondo Resisto, quindi qualcuno aveva anche già perso le speranze. Ecco, l'invito invece a voler guardare al settore produttivo, a tutti i settori produttivi con, io dico, competenza, conoscenza, ma anche con molta consapevolezza di quello che è la difficoltà, ma anche di quelle che sono le prospettive e soprattutto quel vantaggio competitivo che ancora abbiamo la fortuna di poter intercettare nella nostra regione. Di rigore e in chiusura devo farle una domanda. Come mai non ha aderito all'invito di partecipare alle elezioni del 25 settembre? Ma molto sinceramente ho declinato l'invito intanto in una posizione che mi faceva faticare tanto e quindi abbandonare magari per un mese e mezzo di campagna elettorale il mio assessorato, e quindi ho preferito invece non togliere neanche un giorno al lavoro che sto portando avanti per la mia regione, per la Sardegna, ed è questo il motivo principale per cui ho declinato, e poi perché ho capito che il mio posto è in Sardegna e quindi ci sarò per ieri, oggi e domani.
Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In apertura di trasmissione abbiamo parlato con Alessandra Zedda del bando che parte in settembre, che riguarda l'Academy voluta dall'assessorato regionale, e adesso parliamo invece del Ministero delle Politiche Agricole che investe 1.200 milioni sul futuro, sull'energia, e lo facciamo con Pietro Tandedu, che è direttore regionale di Copagri, che ha accolto favorevolmente quella che era una proposta che voi avete portato già dall'inizio dell'anno. Sì, l'avviso per la spendita di queste somme, 1,2 miliardi per l'energia rinnovabile, a cui si aggiungono 300 milioni per le imprese di trasformazione, fa parte di un pacchetto del PNRR che destina all'agricoltura 4 linee: logistica agroalimentare, infrastrutture irrigue, contratti di filiera di distretto e energie rinnovabili. È uscito l'avviso che per la determinazione dei termini di presentazione delle domande che potranno essere presentate dalle 12 del 27 settembre alle 12 del 27 ottobre. Quindi c'è un mese di tempo. Un mese di tempo, quindi bisogna prepararsi alla bisogna. È un'opportunità molto importante che si inquadra nell'obiettivo
europeo e nazionale della transizione ecologica per la sostituzione dell'energia proveniente da risorse fossili, che è fissata per l'obiettivo fissato per il 2030. Anche l'agricoltura quindi può contribuire a questo obiettivo e siamo ben lieti. Naturalmente ci sono dei limiti. Un limite molto forte è dato dal fatto che l'Unione Europea, anche se noi abbiamo sollecitato fortemente il Ministero perché esercitasse la pressione dovuta verso l'Unione Europea, non si può andare oltre l'autoconsumo. Mentre noi stiamo sostenendo da anni la necessità che anche l'agricoltura produca energia nell'ambito del concetto di multifunzionalità, cioè produrre, come l'agriturismo, per intenderci, reddito integrativo attraverso la produzione di energia, senza lasciare questo spazio immenso agli speculatori che in Sardegna vorrebbero investire dappertutto, in terra, in mare, eolico, fotovoltaico, consumando suolo e quanto altro. Ora comunque al di là di questo limite noi invitiamo gli agricoltori a cogliere questa occasione, che è un'occasione importante. Tra l'altro di quel 1,2 miliardi il 40% delle risorse sono riservate alle regioni meno sviluppate, tra cui c'è la Sardegna, praticamente le regioni centro-meridionali. Vi è un contributo a fondo perduto del 50%, che può arrivare anche al 70% per i più giovani. Al 70% per i giovani che si siano insediati in agricoltura non oltre 5 anni. Noi abbiamo costituito come Copagri nazionale anche una cooperativa nazionale fatta dagli agricoltori interessati per la produzione di energia e nel contempo per l'instaurazione di rapporti con i consumatori di energia, quindi a prezzi convenienti. La cooperativa si chiama Gaia Energia e tra l'altro vede tra i componenti del Consiglio di amministrazione il presidente regionale di Copagri Sardegna, cioè Ignazio Cirrunis. Gaia è disponibile ad offrire gratuitamente lo studio del business plan, laddove si ravvisi naturalmente la convenienza da parte delle imprese a lavorare su questo fronte, coprendo di pannelli fotovoltaici tutte le strutture che hanno in azienda, naturalmente con quel limite che ricordavo. Quindi le imprese che fossero interessate possono rivolgersi alle strutture territoriali di Copagri che attraverso i tecnici possono collegarsi con Gaia Cooperativa Nazionale appunto per avere questo servizio. I nostri telespettatori si fanno una domanda che io rivolgo al responsabile con grande esperienza sulla vita rurale della Sardegna: perché i costi delle vostre produzioni sono balzati a livelli altissimi in questi ultimi 3 mesi? In questi ultimi mesi causa prevalentemente la guerra Russia-Ucraina, perché noi abbiamo delle dipendenze. Intanto, come sappiamo oramai, l'Italia era, perché adesso sta scendendo, dipendente dal gas russo per il 40%. E quindi i costi, anche il petrolio poi ha subito aumenti rilevanti per barile e tutto questo ha elevato i costi dell'energia che hanno tutte le imprese, insomma, non solo quelle agricole. Poi è cresciuto fortemente il costo dei mangimi, tant'è che nel settore ovicaprino, dove io non ho mai conosciuto in 45 anni di attività di supporto agricolo un prezzo del pecorino romano così alto, che sta avanzando, oggi è sui 12,30. È al top a livello mondiale. Ed è di €1 superiore al prezzo del parmigiano reggiano, tant'è che ha consentito alle cooperative, perché gli industriali si guardano bene,
di allinearsi alle cooperative, pur avendo stessi costi, stessi margini, stesse tipologie di prodotto, ha consentito ad alcune aziende cooperative di pagare il latte a 1,40 €. Siamo ben lontani da quei 60 centesimi che avevano determinato la lotta nel... Parliamo di 3 anni fa? Sì, 2019, ecco. Però ecco, questo incremento di tutti i costi aziendali non del tutto, ma comunque va ad erodere questo maggiore reddito che avrebbe insomma portato il prodotto latte ad avere una remunerazione che copriva i costi di produzione. Ecco, queste sono le ragioni dei maggiori costi di produzione che stanno influenzando lo sviluppo di tutta l'agricoltura italiana. Sembrerebbe che adesso c'è qualche leggero contenimento, staremo a vedere, però intanto il governo mi pare intenzionato, anche con l'ultimo decreto, ad aumentare insomma, le risorse per il credito d'imposta in modo da abbassare il costo. Quindi ci sono interventi tendenti a ridurre il costo dell'energia. Ecco. Molto bene Tandeddu, ricordiamo l'appuntamento con il bando, un bando irripetibile come importo, 1.200 milioni più 300. Le date? Sì, quindi dalle ore 12 del 27 settembre alle ore 12 del 27 ottobre. Le domande sono a sportello, quindi bisogna arrivare in tempo, perché è vero che le risorse sono molte, ma chi prima arriva, prima alloggia. Vediamo che non c'è un click day. No, non c'è un click day, però abbiamo un mese di tempo, ma appunto chi prima arriva, prima alloggia. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Ogni cosa che ci circonda nasce da un sogno e diventa futuro. Il nostro è un viaggio che evolve nel tempo, trasformandosi in un nuovo mondo. Dove le performance sono sostenibili, la tecnologia hybrid è di serie su tutta la gamma. Suzuki 100% hybrid. Suzuki, tecnologia da incentivi. Suzuki. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia.
La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Abbiamo aperto quest'ultimo appuntamento stagionale con Panorama Sardo Speciale Estate con l'assessora del lavoro. Abbiamo visto quali sono i provvedimenti e i programmi per questo autunno, poi abbiamo continuato con Pietro Tandeddu, quindi obiettivo sul mondo rurale, e abbiamo parlato di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quello che potrebbe acquisire il mondo dell'agricoltura adeguandosi al futuro previsto dal Ministero per il settore energetico. Ma adesso parliamo di sindacato e lo facciamo con Gavino Carta, che è segretario generale della CISL, che nel fine settimana ha chiamato a raccolta i giornalisti per proporre i punti che più interessano al sindacato e sono dedicati ai 16 che arriveranno a Roma dopo le elezioni del 25. Che cosa avete chiesto? Ma intanto chiediamo che gli elementi centrali dell'azione di governo siano la promozione del lavoro. Prima di tutto è il sostegno a coloro che sono più indietro, quindi la lotta alla povertà sostanzialmente, all'esclusione sociale, che in Sardegna, come sappiamo, è un elemento di grande emergenza, e il tema che riguarda il lavoro che non c'è. Mentre nel Paese gran parte dei dati relativi all'occupazione che nel periodo Covid sono decaduti, sono stati recuperati nel 2019, non è affatto così in Sardegna. Questo quindi pone al centro del nostro riorganizzare il tema del lavoro come proposta e come azione di governo per le forze politiche, mettere un accento molto forte sulla promozione del lavoro, un piano straordinario che parte ovviamente dalla facilitazione del lavoro, quindi incontro domande e offerta di lavoro, promozione con un nuovo mercato del lavoro e una nuova possibilità attraverso il nuovo collocamento di trovare ragioni positive rispetto alla domanda e all'offerta di lavoro, e soprattutto poi creare quelle condizioni dal punto di vista delle politiche attive non solo per riqualificare ma in coloro che sono usciti dal mercato del lavoro, ma anche quello di promuovere nuove professionalità da impiegare nelle nuove professioni, che sono quelle insegna della sostenibilità, del green e quant'altro ancora, ma anche le stesse professionalità impegnate nelle imprese, nei servizi eccetera non possono che avere questa configurazione ormai che è diventata dirimente del futuro davanti a noi. Il problema dell'energia, le imprese sono in grande difficoltà. Il problema dell'energia purtroppo non è un problema di facilissima soluzione nel breve e medio periodo. Nel breve si può intervenire, lo deve fare il governo ovviamente, soprattutto il governo dell'Europa, più che la regione, che ha pochi strumenti a disposizione oltre che poche risorse, per cercare di tamponare l'attuale fase di profondissima crisi. Il prezzo dell'energia è legato al gas inesorabilmente, anche con un ricorso massiccio alle rinnovabili, ma il prezzo del gas dell'energia elettrica viene determinato da chi batte l'ultimo prezzo, quindi degli impianti termoelettrici che in Italia sono pressoché totalmente a gas. Quindi anche in Sardegna, se abbiamo impianti a carbone, non riusciamo a beneficiarne perché il prezzo della bolletta energetica nazionale non viene fatta dalle centrali a carbone presenti in Sardegna, quindi Portovesme e Fiume Santo, ma viene fatta dalle centrali a gas che sono diciamo il battente prevalente nella produzione di energia di tipo tradizionale, quindi non lo fanno le rinnovabili. Ecco che il prezzo della bolletta elettrica si scarica completamente sulle imprese e sui cittadini come onere di sistema, proprio come onere di sistema elettrico. Va rivisto questo sistema, ma va anche ripreso il tema della diversificazione delle fonti energetiche. Bisogna ridurre il fabbisogno di gas, bisogna trovare nuovi giacimenti, bisogna fare le reti, occorre fare una scelta intelligente sulle infrastrutture e sulla pianificazione che in questo Paese manca da 20 anni almeno. Il nodo della sanità che ci ha messo in grande difficoltà nel momento in cui sono arrivati in Sardegna in soli 20 giorni 1 milione di turisti.
Il tema della sanità, il Covid ha messo il Covid, poi ovviamente anche l'eccessiva vetustà anche del quadro delle professioni sanitarie e una mancata programmazione negli anni hanno messo a nudo in Sardegna più che in altre regioni il problema della sanità, fatto di organici di infermieri, di medici che non ci sono, di attrezzature, di presidi che vanno rivisti, di medicina territoriale che non è assolutamente adeguata. Si pensi solamente che nel bilancio regionale la medicina territoriale vale il 5% del bilancio della sanità, quindi occorre ribaltare anche la riforma, anche in termini di governance. Non è sufficiente mettere a capo delle aziende i direttori generali, ma occorre dargli poteri, governance, strutture, in maniera tale che la governance territoriale sia effettivamente esercitata attraverso un meccanismo che metta in connessione la sanità con gli enti locali, con i cittadini, in ultima analisi con i bisogni dei pazienti. Occorre fare una programmazione di lungo periodo, ma si debbono fare già immediatamente degli interventi molto urgenti per garantire la governance e il funzionamento delle strutture. Conclusione, facciamo riferimento a quanto ci ha detto la scorsa settimana nel corso di Panorama Sardo l'amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Cagliari. Ci ha parlato del fallimento nel corso dell'estate, della continuità territoriale, con una perdita del 40% dei possibili arrivi. Ma allora, riprendiamo il tema del status di insularità. Uno status di insularità che non riveda i termini di turbativa della concorrenza rispetto al conferimento eventuale degli aiuti di Stato per venire incontro al tema della continuità territoriale semplicemente non risolve alcun problema per i cittadini. Quindi il tema della continuità territoriale va affrontato con il governo e in Europa, ma in maniera definitiva con provvedimenti e risorse che mettano i sardi in condizione di avere pari opportunità rispetto a tutti gli altri cittadini d'Europa. Grazie Gavino Carta, segretario generale della CISL in Sardegna. Ci avviamo alla conclusione. Vi dico che, come tutti gli anni, in chiusura di Panorama Sardo nell'edizione estiva, abbiamo conservato alcune cose in esclusiva per la nostra emittente, per Tele Sardegna. In questo caso il concerto nella Grotta del Bue Marino a Caragonone di Zoe Pia, i tenore di Orosei e il coro Ortobene di Nuoro. E poi, bellissimo, per due blocchi, i blocchi di chiusura, Michele Placido, Lia Careddu e Giorgio Murru, che vi raccontano la storia del prodigio Barumini, il sito più visitato dai turisti nel corso dell'estate, ma non solo. Grazie Carta. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori per l'attenzione, alla prossima. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici,
in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. High Drive, High Style. Nuova Toyota Aygo Cross. A testa alta, via inarrestabile. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Michele Placido e Lia Careddu perché? Perché all'interno di questa serata uno dei momenti più importanti è sicuramente quella di portarci all'interno, nella parte più intima di questo grande monumento che ho qui alla mia sinistra. Questo grande nuraghe che in origine era una collina di pietra. Era una collina sui versanti della quale i contadini di Barumini coltivavano i legumi, perché pare che la terra di questa collina fosse particolarmente fertile per la coltivazione dei legumi. E la cosa curiosa è che, segnalato già dalla metà dell'Ottocento, come Bruncus Nuragi, cioè la collina del nuraghe, l'attenzione del professor Lilliu si concentra su questo monumento da subito, nel senso che da studente, siamo ormai nei primissimi anni 30 del secolo passato, lui, che è stato omaggiato di una macchina fotografica, scatterà nel 1936 la prima foto della collina del nuraghe. È un documento archeologico pazzesco, straordinario, che ci dà l'idea proprio di quella che era la forma, insomma, di questa collina artificiale, che lui vede proprio come la collina del nuraghe, la collina del grande nuraghe. Tornerà da archeologo su questo sito, ci metterà le mani, a cominciare dal 1948, quando farà dei saggi di scavo che
confermeranno quella che era la sua ipotesi, la presenza di un grande castello nuragico dotato di 4 torri, posti agli angoli e ai vertici di un bastione quadrilobato. Tutto il resto però gli sfuggiva. Conosceva bene questo luogo perché era il luogo della sua infanzia, era un luogo di passaggio, anche di comunicazione tra paesi, ce lo racconteranno loro. E io non voglio svelarvi nulla, diciamo che proverò a precisare, a puntualizzare, a guidarvi nella comprensione di questi testi, che sono in parte dei testi scritti dall'archeologo Giovanni Lilliu, dagli altri invece sono delle sensazioni, delle emozioni che io ho raccolto un bel po' di tempo fa dagli operai che hanno scavato con lui, cioè da coloro che di fatto sono stati gli artefici della scoperta, i protagonisti della scoperta, così come lo è stato il grande professor Lilliu. Prego. Il contesto in cui ci troviamo è un luogo appena distante dal centro abitato di Barumini, al confine con il territorio di Tuili, denominato Bruncu su Nuragi, la collina del Nuraghe. Infatti in origine questa era una collina dal contorno netto, una figura piramidale, svettata, in armonia con la rotondità del paesaggio qua intorno. Il pietrame, copiosamente sparso sui versanti, confermava la dinamicità del sito, che un manto di terra ha, come dire, protetto come un involucro le preziose vestigia per millenni. Su luogo Biancaseuso, a pagudretto de saida de Barumini, esti all'accana con su sartu de duili, in un luogo seriao bruncu su Nuragi, su guccuru de su Nuragi. De su resto innanti si gustu vudi un guccuru limpio, che ne azzasa, una specie di piramide che ne punta, a tenori con tutto sattero che si piria da in giro. Tutto dundu questo volo. Sa perda, sparzinata che ne conto in iscosterasa, iscoviata sa bivesa de sul logo, e un manto de terra t'amparao come un imbordicco, si stigas che prenda scuadas, con 1000 anni. Alla sommità mucchi ordinati di grossi macigni posizionati da mani sapienti creavano una piattaforma straordinaria dalla quale osservare a perdita d'occhio il paesaggio circostante, determinando in tal modo un senso di dominio assoluto. Fatto de montones e setiosos de garondos postos de mano sapientis, due adi un varisi de ispanto, de anca po' di billai, vinzas a uva l'ompia sogu, tutto su chi de inguni si biriada, e su che castiada si intendia da giai su meri de su logo. Che spettacolo, che emozione. La lingua del posto, niente più di questa musica può rendere il significato pieno di quello che è anche il contenuto di queste frasi. È la prima frase questa che Giovanni Lilliu scrive nella sua Il Nuraghe di Barumi, nella stratigrafia archeologica del 1955, il suo diario insomma pubblicato, e lui prova a dare una descrizione fisica del luogo, cioè prova a portare il visitatore in quello che doveva essere anche stata una sua emozione, e ha provato a condividerla questa emozione,
Cioè ha detto: dall'alto di questa collina ho la possibilità di dominare l'intorno a 360 gradi. Ed è una frase questa che anticipa ciò che sarà poi il percorso, perché quando lui metterà in luce il grande gigante, tutti i giorni i visitatori qui hanno la possibilità di entrare in contatto con questo straordinario territorio. Non dimentichiamolo, il territorio circostante a Sunuraji è parte integrante del sito UNESCO di Barumini, cioè il territorio ha elevato il luogo l'ha impreziosito. Prego. Pietrame, Asfodelo, Assenzio, cespugli di asparago, tane, di conigli. Questo era. Pare, non lo so, di sentirli, questi profumi, queste notti d'estate, quando quel poco di fresco, come adesso, e il grande scenario, lassù, nel cielo stellato, arrivavano in soccorso degli uomini e delle donne arsi dal sole, sfatti di fatica, di malaria. Cardilloni, sensu, tupas de sparau e tanas de coniglius, custu furia da bruncu sonuragi, e pari di non tende questo vrago bello dei nottis dei stadi, quando vago friscura e si spantumanno desisteddau, arrivando in aggiuto de hominis e femminas abruciauso de susoli e i scinigauso de traballo e de malaria. E quale sosta migliore allora? Di ritorno a piedi, dalla festa, la festa di Sant'Antonio Abate, di fine luglio, che nella vicina Tuili, se non quella per il racconto di una nuova storia fantastica, Assisi, su proprio, dove qualsiasi brezza e percettibili tesori che arrivava, tacevano finalmente i lamenti dei rapaci notturni. Cali logo melos de gusto. Poi si vasiai, torrendo a pei de Duili, vos avesse de Sant'Antoni, a San Cabo, de su mesi de Arrolas, e contai un altro conto de spanto, siete su proprio inguni in suso, de ancas intendi di donni alidu dentro, iscrugiojos, istrintojos, musca macedda, scruzzonisi, tutto un duna, torranta vita, agusasa arruinas mannas, e sunterisi, che a sobrecidojo si gittiante schescias dei spuronis dessa notti. Questa traduzione l'ha fatta Anna Cristina Serra e voglio ringraziarla perché ha dato musica a queste pietre e ha dato suoni a queste immagini. Queste sono le immagini senza tempo scattate dal professor Piu durante lo scavo tra gli anni 50, 1950 e il 1957. E vedrete, guardando, sfogliando queste immagini, che ci sono tante risposte alle domande che gli archeologi ci poniamo ogni volta. Ma come facevano a trainare questi blocchi immensi? Come facevano a sovrapporli? E soprattutto qual era il ruolo degli animali? E queste immagini sembra di vederli, cioè vedere il luogo animato, sentirli questi rumori, sentire queste voci, questo chiacchiericcio, questo stridio di corde, questi movimenti di travi di legno, delle grandi ponteggi per la sovrapposizione, per il trasporto e la messa in opera di questi grossi blocchi. Gli uomini si muovono alacramente
sulla collina, sui versanti. Sono più di 40. Aggrediscono determinati, caparri, che per millenni ha custodito su muraci, strappate al lavoro dei campi, alle messe, a quel loro benedetto che dà il pane. E questi figli così cari, preziosi, appena scampati al disastro di una guerra assurda, credete, messi lì a ripulire le pietre, a infilare le mani in una terra che non darà mai più una spiga. I uomini si muovono in l'estro, in su cucuru, e in scosteras, tutti vrus de 40. E guerranta con riazzus e tostorrudus contro sa samanta de terra, che per 1000 anni ad imbussau e a chi stiu su nuraci. A razze macchiori, marito non io de romigas, ma canto braccio sfurausa su traballo de su sarto, a su liori, a cusoro benedetto che è su vani, e con sus fillus ai ci stimaus e tentus che prenda, iscampaus de bagua sa disaura de una guerra tonta, postus unguni all'impiai verdas, a ci picchiare in mano in una terra che mai brusu ad tiri una spiga. Non vi è assolutamente più pace a Brunco su Nuraci. I profumi, niente, non vi sono più, né i sogni, e né più la poesia, e neppure i conigli. Si lavora, alacremente, sudore, fatica immane, opera incessante, e via vai, continuo, di uomini e mezzi. Poche chiacchiere, poche non parlate, pochi commenti. Il paese è lontano. No, non doa più pace in Brunco su Nuraci, né più fragos bellus, né bisus, né poesia, e nemmanco conillus. Si trabballa dall'estero, sudori, va di ore che ne conto, non vai de sigiu, e san de torra de omini, si de mezzus, pago ciacciarra, pago chistionisi, e saidda e stai largo. Ho detto prima che gli artefici di questa grande opera e di questa grande scoperta sono diversi. Il professor Giovanni Lilliu mi diceva sempre, quando si tornava a Barumini, mi ha da fare piacere, mi piacerebbe incontrarli, vederli. Era stata fatta una bella celebrazione qualche decennio fa e lui si trovò di fronte per la prima volta dopo quasi un trentennio e forse anche più le persone che hanno raccontato queste storie, che sono state veramente delle storie curiose, interessanti, uomini, erano soprattutto giovani, che erano rientrati dai campi di prigionia dopo la seconda guerra mondiale e avevano trovato un paese affamato, abitato ormai soltanto da vecchi, da donne che avevano preso il loro posto nei lavori duri della campagna, donne indurite come loro. E quelle parole con le quali dovevano giustificare alla comunità il fatto che non stavano andando a zappare un campo di grano, non stavano andando a coltivare il grano, stavano andando a fare qualcos'altro, che in quel momento non avevano ancora capito. Lo capiranno da lì a poco, quando si renderanno conto, loro, di essere stati protagonisti di una grandissima scoperta, di un qualcosa che ha cambiato non soltanto la storia di una comunità come Barumini, che era dedita esclusivamente all'allevamento del bestiame e all'agricoltura, ma avrebbe cambiato le sorti anche di quella che era la cultura di un popolo. Perché? Perché il suo scopritore, nel 1955, con questo libro, che è il rendiconto, insomma, di questo scavo, diventa di fatto uno degli archeologi più celebrati nel Mediterraneo. Diventerà accademico dei Lincei,
sarà un paladino della cultura dei sardi fuori dall'isola. Avrà un ruolo da predicatore in tutta l'isola, avrà un ruolo incredibile di narratore di storie. E la cosa eccezionale qual è? Che in quel momento sia il monumento, il grande nuraghe, che il suo scopritore vivranno in simbiosi. E la grandezza dell'uno si rifletterà sulla grandezza dell'altro. E la grandezza del grande nuraghe, la fama che pian piano questo grande monumento comincerà ad acquistare, farà lievitare anche la fama giusta del suo scopritore. Ed è un binomio questo indissolubile che non dobbiamo dimenticare mai. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Quanti ricordi, lassù quante bevute, risate anche. Ma sì, ora ci sono gli scavi. Gli scavi, lo sviluppo architettonico del grande nurago è ormai ben visibile. Si tratta di un castello con torri, cortine come quelli medievali, ma di 2000 anni più antico, pensate. È molto grande, molto più grande di quanto si potesse immaginare. E al centro del bastione, davanti al mastro, si apre un cortile. E in questo spazio di circa 65 metri quadri e sono scesi per circa 10 metri.
e poco altro è stato fatto transitare per il grande finestrone sopraelevato, raggiunto attraverso rampe di tavoloni su ponteggi precari. Pensate, con le carriole, e le lettiere di legno. Gli uomini hanno rimosso dal cortile oltre 800 metri cubi di detriti. Canto sa ricordo su un impizzo su, canto a riso e canto buffata sa. In moi due punti si scavoso e si pi bene in moi come te fatto su Nuraci e sul castello con tanti dedurrisi, prazzitasa e cortinasa come te accusus del suo medioevo, ma prus antico de 2000 anni e me da per un anno de su che si podia pensai e in mese su bastioni ananti de su vorti sapperidi una brazza in questo dretto di uno 65 metri quadrati grosso manco ci punti avasciausu e affungausu già una decina di metri su grosso manco terra, perda e pago altro. Ci cantivato assai in questa ventana manna posta in su piano, un vago bruso suso, di a casa riba da passendo in pizzoso, de dauloni si vostos appunto a suso in ponteggiusu, de canto bruso manco. Pensai un vago, con carruccioso e lettieras dell'inna, i uomini svunti a renescioso a ci dragai dei savrazza bruso de 800 metri cubus de aremma. Accennato prima a come si costruisce un mito, come nasce un mito, su quali basi. In questo caso certamente una straordinaria base scientifica, perché il professor Lillio era un archeologo straordinariamente rigoroso, ma si basa anche sul fatto che avviene qualcosa e dobbiamo sottolinearla. La prima è che il primo finanziamento che arriva dalla regione sarda per effettuare questo scavo è del 1950. La giovanissima regione autonoma della Sardegna, 2 anni appena dopo la sua istituzione, riconosce nella valorizzazione, nella conoscenza e nello studio dei beni culturali, in particolare quelli archeologici, una delle eventualità, una potenzialità, un qualcosa che poteva portare alla storia comune del Mediterraneo un contributo importante, fondamentale. Non è un caso che in quei momenti e in quei tempi vennero finanziati altri 2 grandi scavi. Il primo è proprio Tarros, il secondo è Nora. Sono 3 capisaldi del turismo culturale della Sardegna oggi. 3 temi distinti. Questo appartiene alla civiltà nuragica, gli altri appartengono invece alla storia della Sardegna coloniale, di altri popoli che sono arrivati in Sardegna dal Mediterraneo, i Fenici in primo luogo, poi i Cartaginesi, cioè i coloni fenici di Cartagine, che dalla Tunisia avevano creato una condizione di una conquista proprio militare di aree come la Sicilia, come la Sardegna, e poi Roma in tutta la sua grandezza, fino alla tarda età romana, fino al mondo bizantino, fino addirittura al Medioevo, dessa città di Edarros, portando a saber da Carros, dicevano gli oristanesi, quando intorno agli anni 1000 venne costruita la nuova capitale del regno giudicare arborense che sostituì Tarros, ormai indifendibile e spopolata. C'è una bellissima foto e un bellissimo ricordo. C'è una foto di Giovanni Lilliu che nel 1958 passeggia nelle viuzze del villaggio di Sunuraji
e tiene il braccetto alla regina madre d'Inghilterra, vestita con uno dei suoi vestiti sgargianti e uno dei suoi celebri cappelli. E ce n'è un'altra di qualche anno successivo, siamo nei primissimi degli anni 60 del secolo passato, dove lui è seduto proprio in una delle rotondine di Barumini assieme alla regina d'Olanda. E poi ce n'è un'altra, e io ero piccolo, e avevo 5 anni e sventolavo la bandiera dell'asilo del paese. Noi tutti bambini con i nostri grembiulini ci avevano messo di fronte alla strada principale e passò questo corteo, queste moto dei carabinieri e della polizia, le auto della polizia e questa macchina nera con le bandierine tricolori, no? Infisse nella parte anteriore del cofano. Era il presidente della Repubblica Antonio Segni, che visitò Barumini, visitò l'area archeologica ufficialmente, in una visita ufficiale in Sardegna. In ultimo, ero un pochino più grandetto, avevo 12 anni. Si veniva al nuraghe con gli amici, venivamo in bici, eravamo attratti da questi pullman che arrivavano qui e non riuscivamo a capire il perché arrivassero, cosa volevano vedere. Noi venivamo qui per giocare. La cosa eccezionale è che il giorno, un grande elicottero si soffermò bianco in un'area qui a fianco e a noi bambini non ci fecero entrare. Non ci fecero entrare e non riuscimmo a capire il perché. Quando tutto questo finì, io chiesi al custode: ma come ti mai non sono fatto entrare? Perché non ci hanno fatto entrare? E poi ci fu da Willy Brandt. Chi? Willy Brandt. E basta, tornai a casa, mi sedetti a cena con i miei genitori e le dissi: babbo, sai chi c'era oggi al nuraghe? No, dimmi. Willy Brandt. Chi? Willy Brandt, proprio nel momento in cui, in uno dei tanti DG dell'epoca, il grande cancelliere, poi premio Nobel, arricchì una delle nostre serate, uno dei nostri celebri TG. Ecco come è nato il mito. Alle campagne del 1951 se ne sono succedute altre, fino al 1957, quasi senza soluzione di continuità, e bisogna dire che le ultime sono state le più dure. Il carretto è carico di un blocco, uno solo, ma enorme, ciclopico. Non basta una coppia di buoi aggiocati per trainarlo, bisogna aggiungerne un'altra e un'altra ancora e raddoppiare la forza. A postisi degli scavos del 1951, nanti vatu atrus, fintas a 1957, già desigiu, e is ultimus, funtistetius isprostostaus. Antigarrigao su carro con una verda manna a manna, una scetti, ma troppo manna, pruso di uno gigante, e su carro è sti grai che trono, e non basta da uno iude boisi, per lo tragai, tocca da aggiungere un altro, e fai forza varisi in dusu. Raddoppiare la forza, ma le bestie sono nervose, fa caldo. Le schiene lucide degli animali si inarcano nello sforzo profuso. Le voci rassicuranti, le conducenti, però infondono sicurezza anche noi, che nel frattempo abbiamo preparato un altro carico. Se i sardi nuragici hanno utilizzato i buoi quale forza motrice nei loro cantieri, il modo in cui l'hanno fatto è certamente questo. I animali spunti nervosi, fai basca, sa schinansoro, lucenti, si vedi che arcu, posso sforzo umano che vanti, e sa oggi a masetta d'ora dei boinaccios, dona da sicurezza non sicuro, che in su interesi, e concordavo un altro viaggio,
che i sardos nuraghesus antimperau i boisi commente mezzo de traballo in iscantiere sinsoru, de antivato de sicuro in questa maniera. Commenti ho fatto un osso. Professore, ma i buoi in cantiere quindi ce li avevate sempre? Magari. I buoi servivano per la lavorazione dei campi, per tutte le funzioni dell'agricoltura. Arrivavano in cantiere soltanto in un certo momento della stagione, tra quella primaverile e quella estiva, prima della mietitura, e riuscivamo ad ottenerli grazie a tutta una serie di prestiti, perché di questo si trattava. Questi erano buoi che venivano strappati al lavoro quotidiano e venivano riportati al lavoro ancestrale, cioè a quello che era fondamentalmente il modello, no? Di traino primario. Guardate questa foto, no? Un grosso blocco legato con una fune al giogale e gli animali trainano a campo libero. Pensate che se quelle due figure che voi vedete lì dietro non li vedessimo così abbigliati, questa immagine avrebbe potuto avere 3500 anni ed essere riferita proprio ai momenti in cui il grande nuraghe è stato costruito. Ecco. Tutto questo l'abbiamo fatto noi, anzi voi. Ma io faccio la parte di uno di voi. Per questo mi sento un sardo in questo momento, perché queste parole mi hanno emozionato tantissimo. Tutto questo l'abbiamo fatto noi. Prima era una collina di terra, pietre, asfodeli, assenzio, di cespugli di asparagi, tane di conigli. Poi siamo arrivati noi. Noi con i picconi, le pale, con gli archeologi, gli assistenti, i carretti, i buoi, noi, i raccoglitori di pietre e fiaschi rotti di cui il paese rideva, scavatori, alla ricerca di un futuro migliore che non arrivava mai. Eppure artefici e protagonisti di un'impresa che netta si legge qua. Sì, si legge qua tra i segni dei nostri volti, marcati dalla fatica, arsi dal sole. Noi che leviamo fieri gli attrezzi da lavoro come fossero vessilli e le armi utilizzati sul campo di battaglia, una grande battaglia vinta per noi, per le nostre figlie, per i nostri figli. Tutto gusto gli ho fatto un osso. Prima fu di un cuccuru de terra e de verda, de gardilloni, sensu, tupas de sparao, tanas de coniglius. A postisi si us arriba un noso con piccu e paliasa, e is archeologos, is assistentes, is carros e i bois. E saiddas in arriata de nosu, bodidores de verda e frascus segaus, cusso che scavan tacicchendo unu crasi prus bello ma che non arriva mai. Eppure, se us steti nosu, is faidorisi, eschi danta vata di aderusu, custa grande impresa, che si vodi ligi netta in sfrunza de sa gara nostra, zinnata del suo traballo e si cada de su soli. Nosu, chi pesausu, orgogliosus, i
Isainas de su trabalho. Come ti pensa dis banderas, e armas, impenadas, in batallas. Una battaglia manna, vinta bonoso, e poi figlio nostro. Loro sono i vincitori, sono i compaesani che artefici di questo lavoro improbo, incredibile, ciclopico. Sono coloro che hanno finalmente preso consapevolezza dell'opera, si sono resi conto di aver fatto qualcosa di veramente straordinario e non lo nascondono. E questo tira su gli attrezzi da lavoro, come fosse una celebrazione, come fosse una vittoria, come fosse un qualcosa che doveva rimanere a perenne memoria. Lo scatto è quello di Giovanni Lilliu, il sorriso è quello dei contadini di Barumini, prestati alla grande opera. Grazie Lia Careggio, grazie Michele Placido per aver dato voce a queste straordinarie immagini e a questa straordinaria epopea. Grazie di cuore. In collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso la nostra passione sono i clienti. La cantina e vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni, ci hanno insegnato. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.